E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Ed allora siamo con Francesco Olivo, gruppo per il cambiamento di Portogruaro, che ci ha raggiunto in studio, il nostro secondo ospite. Insomma, ha visto un po' la differenza, cioè a San Donà comunque ci sono tante cose che si realizzano, cioè io ho questa impressione un po' che in definitiva insomma si respira un'aria di maggiore iniziativa, di maggiore impegno, di guardare di più al futuro lì rispetto a Portogruaro. È un'impressione troppo pessimistica su Portogruaro oppure no? Ma diciamo che la situazione non è così allarmistica. Vorrei dire che a Portogruaro ci sono delle cose che devono essere fatte, qualcosa si sta già progettando per il futuro. Sicuramente bisogna che ci sia una condivisione con le parti. Ci sono molti immobili vuoti, si vedono molte case diroccate da tempo, poi si vedono naturalmente vani che si sono anche liberati e che sono in affitto da poco tempo, e quindi negozi che hanno chiuso, esercizi che insomma, adesso io non è che voglio deprimere l'ascoltatore, però effettivamente insomma ci sono tante realtà ferme, bloccate, erbacce che crescono, situazioni di degrado progressivo che non si vedono, di cui non si vede poi la fine, insomma. Certamente lei ha fatto una ricostruzione precisa di quello che è lo stato di fatto a Portogruaro oggi. È vero, ci sono molti immobili che sono in disuso, ci sono molti negozi chiusi, c'è un po' di tutto. A questo punto bisogna cominciare a fare una programmazione seria su quello che sarà il futuro di questa città, sia da un punto di vista commerciale che anche da un punto di vista urbanistico. Come gruppo per il cambiamento, perché voi ovviamente volete essere anche da stimolo nei confronti poi di quella che è l'amministrazione comunale, di quelle che sono le autorità. Che cosa non fa il comune, che cosa dovrebbe fare di più in questo momento? Sicuramente bisogna darci, tutti quanti ci dobbiamo dare un obiettivo, lo dobbiamo condividere assieme, quindi tra quelle che sono le categorie economiche, tra quelli che sono i gruppi all'opposizione, tra quello che è il gruppo di maggioranza, e si deve lavorare per questo obiettivo. Se vogliamo fare di Portogruaro una città che sia vivibile, bella e comunque attrattiva nei confronti dei turisti e della gente che abita al di fuori del nostro comune, bisogna mettere in campo tutta una serie di iniziative che devono essere unite le une alle altre in modo tale da creare una programmazione tale che si possa arrivare all'obiettivo, che è quello di rivitalizzare la città, di renderla più bella con l'arredo urbano e quant'altro, solo dopo una serie di determinati passaggi che devono essere fatti uno vicino all'altro. Perché non vengono fatti? È da tanti anni che io ribadisco queste cose, purtroppo chi è sulla stanza dei bottoni probabilmente non ha ancora recepito questo messaggio. La disponibilità è sempre stata data a lavorare in positivo. Ma perché chi è nella stanza dei bottoni non riesce a dare una svolta? Questo non lo so, evidentemente ci sono altre priorità che sono diverse da quelle che possono interessare al mondo del commercio, ma che comunque riguardano comunque l'economia in generale, ma anche la città, perché tutto quanto va di pari passo. Qui non è che ci sono poi grandi industrie, insomma. No, assolutamente, abbiamo anche la difficoltà in questo momento data dal fatto che ci sono molti negozi sfitti di trovare gente che sia disposta ad investire. Purtroppo se non c'è una programmazione, se non si sa cosa succederà domani, se hanno intenzione di chiudere il traffico, di cambiare la viabilità, di rifare la piazza nuova, se non lo sappiamo per tempo è sempre più difficile per uno venire a investire a Portogruaro, e anche per chi ci lavora da tanti anni diventa difficile programmare la propria attività. Peraltro c'era una speranza forse qualche tempo fa con lo sport, ma anche lì mi sembra che nel calcio sia svanita. Vediamo solo quello che è successo ieri, insomma, con gli scontri fra tifosi, la dirigenza assediata, Mio che dice basta, mollo tutto. Questo è anche un buon segnale. È un segnale di un certo disagio, di una certa disapprovazione su certe cose. Ieri ha riguardato lo sport, però penso che ci sia del malcontento anche per quanto riguarda la città in sé e per sé. Bene, io ringrazio il nostro ospite Francesco Olivo, ricordo gruppo per il cambiamento di Portogruaro. Noi continueremo un po' a fare da stimolo, insomma, anche a mostrare quelle realtà di questa città che
effettivamente non sono un bel biglietto da visita, per carità anche in altre ne troviamo, però qui un po' si stanno moltiplicando. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la linea alla regia Pordenone.